È in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno agli spettatori del TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. Apriamo il nostro giornale con i titoli principali. Trump sfida Teheran sul nucleare iraniano e ribadisce lo stop alla corsa atomica. Nella Lega cresce il confronto in vista di Pontida, tra il consenso della base e la sfida per il futuro del movimento. Salvini difende il rilancio di MPS e l'autonomia della banca. La crisi tra Iran e Stati Uniti torna a pesare sul petrolio e sulla sicurezza energetica. Al meeting di Rimini attesa la visita di Papa Leone XIV, con al centro il valore della persona in un mondo che cambia. Ora spazio al resto del giornale. Trump sfida atomica a Teheran. Stop al nucleare iraniano. La partita tra Stati Uniti e Iran cambia livello. Donald Trump ribadisce che il nodo centrale è impedire che Teheran acquisisca la capacità nucleare. La Casa Bianca considera il programma atomico iraniano una minaccia strategica e conferma la linea della forte pressione sul regime. Dopo la fase delle sanzioni, Washington punta a rafforzare la deterrenza, in una partita che coinvolge non solo il Medio Oriente, ma l'intero equilibrio della sicurezza occidentale. Il dossier iraniano resta quindi al centro della politica estera americana. Da un lato si cerca di evitare un'escalation incontrollata, dall'altro si vuole impedire che un regime considerato ostile possa acquisire uno strumento militare decisivo. La priorità resta una: Teheran non deve arrivare all'arma nucleare. Lega Salvini segretario degli iscritti. La base resta con il leader. Il confronto interno alla Lega continua in vista di Pontida, ma la discussione tra dirigenti non coincide con una frattura nella base del movimento. Secondo il sondaggista Renato Mannheimer, all'aria che tira sulla 7, il rapporto tra Matteo Salvini e il popolo leghista resta solido. Il tema non è una contestazione della leadership, ma la ricerca di un equilibrio tra vertici, territori e organizzazione. Nella Lega il confronto c'è, ma la base resta il pilastro del consenso del segretario. La sfida ora è trasformare questo dibattito in un autentico rilancio politico. Lega, la sfida di Pontida, territori e nuova squadra. Il futuro della Lega passa da Pontida. Sul tavolo non c'è solo la leadership, ma il modello organizzativo che il movimento intende adottare nella prossima fase politica. Massimiliano Romeo e Attilio Fontana chiedono maggiore collegialità e un ruolo forte per territori, amministratori e governatori, rafforzando il legame storico con le comunità locali. Dall'altra parte, Matteo Salvini rivendica una Lega nazionale, presente da nord a sud, e il ruolo della segreteria nel comporre anime diverse. La partita di Pontida sarà decisiva per unire le radici territoriali a una dimensione di governo nazionale. Salvini difende MPS. Autonomia e rilancio italiano. Matteo Salvini interviene sul futuro del Monte dei Paschi di Siena e rivendica il rilancio dell'istituto, chiedendo rispetto per la storia della banca, la sua autonomia e i lavoratori. Una posizione che porta il confronto sul terreno dell'economia. Per Salvini, MPS è un asset produttivo strategico da valorizzare. Il messaggio è chiaro. Il rilancio di un polo finanziario passa dalla difesa del territorio, delle competenze e del patrimonio economico del Paese. La Lega unisce così la questione bancaria al sostegno concreto a imprese e lavoratori italiani. Iran, allarme petrolio. La crisi pesa sull'energia. La crisi tra Stati Uniti e Iran torna a pesare sui mercati energetici. Le tensioni nel Golfo accendono i riflettori sul prezzo del petrolio e sui riflessi per l'economia. Lo stretto di Hormuz resta il punto nevralgico. Ogni rischio di instabilità si riflette sui mercati globali, dimostrando come la geopolitica arrivi direttamente su bollette e costi d'impresa. La sicurezza energetica si conferma parte integrante della sicurezza nazionale, soprattutto per un paese come l'Italia, fortemente dipendente dalle importazioni. Il meeting della persona. Papa Leone domani a Rimini. Al meeting di Rimini il confronto torna sui temi centrali della società: il valore della persona, il ruolo della comunità
e il rapporto tra uomo e tecnologia. L'edizione 2026 affronta guerre, trasformazioni digitali e cambiamenti sociali, chiedendosi come difendere la dimensione umana in un mondo complesso. Cresce l'attesa per Papa Leone XIV, in un appuntamento che unisce cultura, fede e riflessione civile. La politica e l'economia devono rimettere al centro persone, famiglie e comunità. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Stefani, la Lega riparte. Autonomia e territori al centro. La Lega guarda al futuro e torna al suo asse portante: territori, autonomia e responsabilità. In vista di Pontida, il dibattito interno riguarda quale modello politico il movimento intenda rappresentare nei prossimi anni. A Il Sussidiario, il presidente del Veneto, Alberto Stefani, definisce l'autonomia uno strumento per avvicinare le decisioni ai cittadini e un principio amministrativo basato sulla responsabilità di chi governa. Stefani sottolinea che l'autonomia permette ai territori di scegliere e rispondere delle proprie decisioni, rendendo efficiente il rapporto tra istituzioni e cittadini. Sul confronto interno, Stefani invita a superare le polemiche per concentrarsi sull'azione concreta. Anziché chiedere passi indietro altrui, il passo che tutti dobbiamo fare è verso i cittadini. Il punto cruciale resta la capacità di valorizzare amministratori e comunità locali. Trump e il rebus Iran. La sfida della pressione su Teheran. La partita tra Stati Uniti e Iran resta uno dei dossier più delicati della geopolitica. La Casa Bianca punta sulla massima pressione per spingere Teheran a mutare condotta, ma il quadro resta ricco di incognite. A Il Sussidiario, Nicola Pedde, direttore dell'Institute for Global Studies, analizza il passaggio dalla dimensione militare alla leva economico-sanzionatoria. Il nodo è trasformare tale pressione in un risultato politico concreto. Per Washington, la sfida decisiva sarà tradurre la forza negoziale in stabilità duratura. E anche oggi si chiude l'appuntamento con il TG di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con il sussidiario.tv. Grazie per averci seguito tutta l'estate. Noi ci prendiamo una pausa e torneremo nella seconda settimana di settembre con una nuova edizione, sempre sulle onde di Radio Libertà. A presto! Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario.